Come rappresentante dei comuni del Veneto, in modo particolare poi sono padovana, ma questo è un fenomeno che interessa, se vogliamo, un po' tutte le province, il Veneto. Sono venuta a rappresentare al prefetto la situazione, il disagio, il parere, il punto di vista anche che c'è da parte degli amministratori, perché abbiamo avuto modo comunque in queste settimane di fare delle valutazioni anche tra noi amministratori. Incontro informale tra la vicepresidente di ANCI Veneto Elisa Venturini e il prefetto di Padova Francesco Messina. Il tema Fleximan, il fenomeno che sta colpendo in tutta Italia di assalti alle telecamere che rilevano la velocità lungo le strade. Le preoccupazioni dei sindaci sono proprio quelle di capire dove applicare, come applicare, farlo seguendo delle regole, tenendo conto che devono essere assolutamente comunque condannati gli atti di vandalismo perché non possono essere accettati, e una riflessione profonda da parte degli amministratori deve essere quella di chiedere o non chiedere se installare un dispositivo. Deve essere fatto un ragionamento generale, dice la Venturini, tra politica nazionale e amministrazione locale. Allora dobbiamo invece cambiare le regole a monte e dire che non vanno installati autovelox o non vanno installati in determinate posizioni, o devono essere cambiate le regole dei controlli. Dobbiamo cambiare le regole, ma a monte a questo punto, perché pensare di farsi giustizia, stante il nostro ordinamento, non può essere tollerato.